Siamo qui per la pace. Un coro unanime, siamo qui per la pace e l'arcobaleno ovunque. Migliaia di persone hanno preso parte al presidio promosso dal mondo dell'associazionismo per chiedere la pace e lo stop alla guerra russa in Ucraina. Manifestazione tra le numerose organizzate nelle varie piazze del Veneto, tra cui Verona, Padova, Venezia, associazioni del territorio, sindacati, esponenti del mondo cattolico. Si sono dati appuntamento a metà pomeriggio in piazza Matteotti per chiedere lo stop immediato agli scontri armati in Ucraina, condannando l'aggressione militare russa. Bandiere e striscioni di solidarietà con scritto "La pace non si arrende", ma non sono mancate le contestazioni tra una manifestante ucraina e una delle relatrici accusata di essere troppo morbida con la Russia. Tante le testimonianze di quella che nel Veneto rappresenta, con le sue 17.000 presenze, l'ottava comunità straniera per numero di residenti e a livello territoriale conta a Vicenza 2.000 ucraini dopo Venezia e Treviso. È importante che anche l'Italia faccia la propria parte sulla via della pace, servono le sanzioni, serve evidentemente un intervento della comunità internazionale per garantire la pace, serve che tutti noi facciamo la nostra parte e oggi migliaia di persone in piazza Vicenza abbiamo chiesto pace in Ucraina subito. Vicentini in piazza a condannare le atrocità di una guerra il cui fronte dei negoziati non sembra contemplato con l'avanzata del Cremlino in una Kiev che non si arrende.